che viene ufficialmente inaugurato in questo istante. Complimenti a tutti. Ci abbiamo messo tanto a farlo, c'è voluto molto impegno e rappresenta per Farò la Bella Beppe di Guarda un punto di partenza per tutti quanti, soprattutto per i più giovani secondo me. Faremo la nostra sagra della Madonna delle Grazie che inizierà il 3 luglio, che è proprio il patrono. Inizieremo proprio con una festa del paese, con uno spiedo per tutti gli abitanti di Farò la Bella Beppe di Guarda, amici e non, chi vuole partecipare è aperta a tutti. Dopo passeremo l'8, il 9, il 10, il 15, 16, 17 luglio. A parte la bellezza del fabbricato in se stesso, bisogna dire che è un fabbricato antisismico, è un fabbricato adeguato alle ultime norme sui consumi energetici ed è un'opera che sarà sicura nel caso non si voglia mai dovesse capitare qualcosa di cui non abbiamo assolutamente bisogno, un posto sicuro dove poter ricevere e ricoverare gli abitanti di questa frazione. Speriamo che ritorni tutto come era prima del Covid, speriamo e ci auguriamo, ma ne siamo assolutamente sicuri che tutto ritornerà come prima, perché la voglia di fare che ha questo comitato festeggiamenti, la voglia di mettersi a disposizione e lavorare per la propria comunità è grande, per cui i risultati saranno certi e bellissimi. Questo è un momento molto importante per la comunità di Follina, perché questo centro polifunzionale permetterà ancora di più di rafforzare questa comunità, di renderla forte nel volontariato, nell'aiuto nei confronti del prossimo, e credo che il presidente Luca De Conto insieme a tutti i volontari hanno fatto un'opera veramente meravigliosa e credo che sia un grande esempio per l'intero Veneto. Ancora una volta si rinasce dopo il Covid, lasciando da parte l'individualismo e costruendo insieme una comunità forte, capace di poter essere resistente e resiliente guardando al futuro. Il finanziamento viene da una collaborazione che abbiamo svolto ancora da alcuni anni insieme al Comitato dei Festeggiamenti di Farò ed è il frutto sostanzialmente di tanti anni appunto di vera collaborazione. Il Comitato sta facendo un grandissimo lavoro ovunque, ma soprattutto all'interno della sua comunità, ed è un segno tangibile di quello che vuol dire fare comunità. Questo immobile in realtà rimane ed è soprattutto per Farò un presidio proprio di volontà di stare insieme, un presidio che risulta essere proprio uno dei principi fondamentali di quello che è il credito cooperativo, fare credito per fare finanza, ma soprattutto credito per creare comunità, ed è questo il vero motivo per cui noi siamo a fianco del Comitato Festeggiamenti di Farò.